Amici di Effetto Serra e Horizon Rosso Blu, ben trovati a questo nuovo appuntamento della rubrica 45 minuto. Siamo quasi all'intervallo del primo tempo di Cagliari-Genoa, Cagliari 1, Genoa 0, gol di Viola al 18esimo. Buonasera Fabrizio. Ciao, buonasera a tutti. E buonasera a Federico, in attesa del buon Bruno. Ciao a tutti. Siamo finito in questo momento, quindi Cagliari in vantaggio per la seconda volta in 2 giornate alla fine del primo tempo. Andiamo da Fabrizio, non sono io che porto male, quindi Non Fabrizio... diciamo nulla, non diciamo nulla. A te Fabri la parola. Allora, è chiaro che il risultato farebbe pensare a una bella partita. Posso dirlo che obiettivamente, almeno per quello che riguarda i miei gusti, è stata una partita piuttosto bruttina. Poche occasioni da rete, Cagliari a parte il gol non ha costruito, ha fatto il gol annullato, ma quindi era fuori gioco, non ha costruito altre grosse occasioni per impensierire le ali. Il Genoa ha avuto 2 pseudo occasioni, però è anche vero che l'1-0 è oro colato, quindi non possiamo assolutamente sputare il piatto dove stiamo mangiando. 1-0 che in questo momento vale davvero tanto, tanti punti quanto pesano nella classifica. Però se vogliamo vedere a 360 gradi, diciamo, un esame un pochettino più completo, senza lasciarci, come posso dire, illudere forse, più che illuminare, solo dal risultato, direi che questa squadra però continua nello stesso leitmotiv di tutta la stagione, di una squadra che gioca molto bassa, che punta principalmente alle cosiddette ripartenze ai contropiedi, incapace di costruire un'azione da metà campo in avanti. Il gol è l'esempio, no? È proprio stato lampante, una ripartenza da un calcio d'angolo loro, ci siamo trovati con una grande giocata di Piccoli a mandare Viola in rete. Però, ripeto, quando si tratta di costruire, il Cagliari fa fatica. Ecco, forse questo è il nodo da sciogliere, il chiodo su cui battere per il secondo tempo. Aggiungo, e qui siamo molto sfortunati, che l'infortunio di Coman non ci voleva, che fa il paio con l'infortunio di Luvumbo, e in questo momento la batteria di attaccanti vede Piccoli, vede Pavoletti e Kingston. È finito lì. Fabri, perdonami, se non sbaglio proprio Coman è stato schierato in confronto la settimana scorsa, io partita non ho potuto vedere, proprio Sì, come al posto di Luvumbo. Felici, di fatto largo a sinistra. Di Luvumbo. Quindi... Ok, sì. e poi ci sono stati anche altri cambiamenti, tipo Obert al posto di Augello, che poi è subentrato a sua volta a Luvumbo, e De Jong al posto di Adopò. O c'è stato anche Tutto Viola? perfetto. Tutto perfetto, ok. Io sono andato un po' a memoria rispetto alle altre, visto che non c'ero impegnato con la Sartiglia. Fede, salutiamo Bruno nel frattempo. Ciao Bruno, buonasera. Ciao ragazzi, bentrovati. Andiamo da Federico e poi andiamo da Bruno. Fede, di nuovo Sì, buonasera a te la parola velocemente. Io mi avvicino all'opinione di Fabrizio, nel senso, sì, è una partita dove magari non abbiamo visto chissà quali grandi azioni, però è anche una partita di quelle che non permette le grandissime occasioni, perché comunque ti trovi davanti una squadra, oltre che per il peso della partita, perché comunque sono punti importanti, è una squadra che comunque non va a concederti granché spazi. Anche loro hanno cercato di sfruttare le occasioni sulle ripartenze o su qualche palliativa sui calci d'angoli, che forse, se non mi sbaglio, sono stati 3 o 4 massimo per il Genoa. Per quanto riguarda la ripartenza, il nostro gol è stato una ripartenza è stata sfruttata bene, perché comunque Piccoli ha fatto la metà del gol, è opera sua, perché ha preso palla, ha tenuto palla, ha retto sulla pressione, ha scaricato, è stato anche Lucio a scaricare la palla per Viola, dopo che ha fatto tutti quei metri palla al piede, comunque ha tenuto il campo. È un 1-0 che sicuramente non è un risultato che ti in cassaforte, però è anche vero che non è neanche semplice segnare 3-4 gol a squadre come il Genoa. Percentuale di possesso palla alla fine del primo tempo, 44 per il Genoa e 56 per il Cagliari. Bruno, a te la parola. Ma sì, direi che i commenti di Fabrizio Federico e di Federico sono perfetti.
Ma è perfetto soprattutto il risultato, nel senso che oggi, ma chi se ne frega del gioco, chi se ne frega se costruisci bene. Ragazzi, se non vinci questa partita, Bisogna partire. entri in una crisi molto difficile. Stiamo attenti, io ho visto il calendario, questa la devi vincere, devi andare a 28 punti, perché con altri 8 punti ti salvi questo campionato. A 36, 35, 36 c'è la salvezza. Quindi questa è veramente indispensabile, da mettere 2 pullman davanti alla porta. Il Genoa in trasferta, ecco, è squadra che non fa punti. Nella gestione di Henry, il tallone d'Achille del Genoa è proprio sono le partite in trasferta in generale. Ha esordito con il Cagliari, ricordatevi, è proprio la prima panchina di Henry a Genova, a Marassico, con il Cagliari, e ci fu un pareggio importante per noi. Ma oggi questi risultati sono fondamentali. Oggi devi basarti su Cagliari-Genoa, Cagliari-Monza e Cagliari-Lecce. Queste sono le 3 partite fondamentali che il Cagliari non deve sbagliare, ma chi se ne frega poi dell'Inter, del Napoli, chi è che c'è? Fiorentina, non ricordo se no, forse Fiorentina Sì, già. La Roma. La Roma la settimana prossima. Vabbè, ma sai, quella sarà per la storia, ecco, quella è una di quelle partite, andiamo a giocarcela per la storia, ma non sono queste le partite che devi guardare da oggi al 25 maggio prossimo. Oggi devi vincere. Oggi il Cagliari ha giocato di rimessa, è stato bravo perché sentite adesso, ma sinceramente, ma si poteva vedere un Cagliari senza Viola, un Cagliari con un solo attaccante? Adesso povero Coma, mi dispiace molto perché tra l'altro è stato protagonista di quella punizione bellissima, proprio. Sono quelle cose che tu dici, vabbè, pago il biglietto per vedere una giocata del genere, io farei l'abbonamento all'Olimpico per vedere tutte le settimane Dybala e l'altro argentino ex Frosinone, Sule. Quelli sono giocatori che veramente quello è il calcio. Ecco perché il Cagliari ha un calciatore di altissima qualità, al di là del gol, ma avete visto l'altro numero che ha fatto vicino alla linea del fallo laterale? Ma ragazzi, io quando vedo queste cose mi fermo e faccio gli applausi. Ma come può un allenatore, poteva un allenatore, chi è caduto? Che è successo? No, vai tranquillo, sto leggendo, mi sta arrivando notifica dallo stadio. Vai. Sono bordate quelle, non notifiche. No, fantastico. Cioè, quando io vedo giocare Viola mi sento tranquillo. Ma perché uno deve farsi queste storie, ma che non hanno autonomia? Ma nel calcio moderno, ragazzi, ci sono giocatori che arrivano a 40 anni e sono ancora determinanti. Ma perché dobbiamo continuare a dire, ma Pavoletti, sai, ormai ha 35 anni, 36 anni? Ma ragazzi, ma veramente, io voglio vederli questi giocatori in campo, 60, 70 minuti, quando li vedi con la lingua fuori li fai uscire, ma altrimenti falli giocare, quando c'è l'adrenalina, ti dimentichi. Ma vi ricordate la famosa semifinale Italia-Germania del Messico? Vabbè, voi non eravate forse neanche nati. Io e Federico no. Ragazzi, ma Domenghini nei tempi supplementari continuava a correre da una parte all'altra, avanti dietro. Quando si gioca il calcio, ragazzi, piantiamola con questa storia. Cioè, o sei stremato e veramente vieni preso dai crampi perché veramente è corso e fatto 100 km in una partita, ma bisogna finirla con questa storia che, sai, quello ha 35 anni, ha poca autonomia. Cioè, se sei sano, ma vai in campo finché ce n'è. Ma oggi veramente devi giocare con l'esperienza. Ecco perché ha rimesso Obert in copertura, che è molto più difensore di Augello, e sa anche spingere, ha 20 anni, questo cammina, questo fa 3 partite. Questi ragazzi possono fare 3 partite. Capisci? Quindi oggi per me per il momento è la partita perfetta. Quelli tentano di offendere e tu riparti in contropiede. Peccato, ripeto, per Coman.
Forse avrei fatto giocare più Felici io al posto di Augello. Forse Sono d'accordo. non mi sarei, cioè cambio un attaccante per un difensore è un brutto segnale dal punto di vista psicologico. Però dall'altra parte c'è l'esperienza di Augello rispetto alla gioventù e all'inesperienza di Felici. Quindi, per carità, ecco, qui non evidentemente le scelte, vediamole, insomma, valutiamole Possibile anche nel fine secondo partita. tempo. Beh, andiamo a leggere velocemente Fabri. Vai Sì, Fabri, no, poi andiamo a leggere i provo a commenti. mettermi nei panni di Davide Nicola, nel senso di utilizzare Certo. Augello proprio sull'1-0 per noi per essere un po' più coperto, solo questo. Lo so, però l'1-0 non ti copre. L'1-0 No, non no, sei... certo. No, cioè, sul 3-0 metto due pullman, come dicevo in apertura, sul 3-0. Sull'1-0 lo sappiamo bene che sono partite sempre molto aperte e un pareggio non va bene. Oggi chiudiamo veramente. Ma oggi il paese ha 3 punti per forza. Stringiamo i denti. Oggi è veramente una partita decisiva, veramente forse è la più, posso dire, è la partita più importante, è uno snodo, cioè 3 punti significa che poi affronti anche la Roma, l'Inter, il Napoli con un altro spirito. Se invece affronti gli avversari con la paura, questo è pericoloso. Ma andiamo scusa Gianluca, i messaggi, ecco. No, no, finisci il discorso, poi andiamo No, velocemente. ho Ok. Ho finito. Cioè, Allora, Marco Crastus, salutiamo Marco che dice il Cagliari squadra che non sa tenere una palla. Dino Sibono, ciao Dino, buonasera a tutti voi. E dice concordo con Fabrizio, troppo bassi e problemi nella costruzione. Gavino Pinna, Zortea in difficoltà, ma con Bu per carità giocatore che non vuole visto. Sempre Marco Crastus, un errore chiudersi in difesa, al Genoa mancano giocatori in difesa. Mariano Contu, oggi Zortea così e finisce. No, Marco Crasso di nuovo, Gavino Pinna, ma con Bu non tiene una palla e non sa marcare. Penoso. Angelo Lecca, d'accordo con Bruno, l'entrata di Ugella è un segno di difensivismo. Daniele Meloni, stavamo giocando benino, però... e allora cosa ti fa capire? Vai Fede. Volevi dire però qualcosa? Augello, è vero che è uno che magari ti dà più copertura, però è anche uno che ti può dare più possibilità riguardo ai cross, perché comunque è uno che cross ne mette dentro l'aria. Ok? Assolutamente sì. Io da allenatore... No, a prescindere, tutti quanti, cioè, è uno che ha il piedino buono. Questo però, ricordiamoci, stiamo vincendo, perché io i commenti non riesco a capirli, come sembra che stiamo perdendo 3-0. Stiamo vincendo 1-0, una partita importantissima. Chi se ne frega se quello marca poco, ma con Buono non marchi, lo sappiamo da sempre. Questo è un talento dal punto di vista tecnico. Rivera mica era un marcatore, Rivera. Ma ragazzi, cerchiamo di specificare che ruolo fa un calciatore, quali sono le caratteristiche di ogni calciatore. Una volta che hai inquadrato le caratteristiche di un calciatore, puoi dire, ecco, questo magari non verticalizza bene, posso criticarti se non verticalizzi, ma non se non difendi. Quello non difende perché non ha, in area di rigore può fare solo calci di rigore, come Felici e come Nandez quando lo mettevano a fare il terzino destro dentro l'area di rigore si incasinava. Quindi no, va bene, va benissimo ogni tipo di commento, ma stiamo vincendo 1-0 e io firmo per arrivare al 95esimo con questo risultato sporco, tutti dietro, tutti davanti, dietro il pallone. Capisci? Ma oggi conta vincere. Le critiche veramente, oggi come mai, oggi è una partita da studiare da 3 punti e basta, perché anche un pareggio sarebbe un fallimento. Sarebbe un fallimento. Fabrizio e Federico, e poi concludiamo con Bruno con il suo appuntamento anche della post partita. Eventuali cambi nel frattempo dallo stadio. Titi Martins, che saluto, mi dice che non c'è nessuno che si sta riscaldando. Chi fareste entrare a rotazione? E poi Fede, prego. Vai. Guarda, Fede. ti dico la verità, mi giocherei anche Pavoletti io nella parte finale di partita, 20 minuti glieli concederei.
Io non toccherei Perché? niente. Come? No, dico, io in questo momento non toccherei niente. No, Non adesso sfiorerei. adesso No, tu io non dico in puoi corsa, toccare, ovviamente. perché Io dico in corsa, Ma ovviamente. sai, in corso dipende dal risultato. In corso, Pavoletti va bene se devi rimontare qualcosa. In questo momento, ripeto, devi difendere il risultato. Poi, certo, non lo farei giocare all'88esimo. Pavoletti è il calciatore, ricordiamolo, che è diventato grande con il Genoa. Qualcuno L'ha ricorda. dimenticato. No, lui è diventato Pavoletti, è andato al Napoli perché con Gasperini segnava gol straordinari, gol a grappoli con il Genoa, è diventato Pavoletti in questa squadra. Quindi insomma, ecco, sono d'accordo con voi. 20 minuti almeno, in base poi, ripeto, al risultato. Certo, se raddoppiamo, io mi chiuderei proprio, manderei in panchina Nel frattempo, nel Genoa entra Zanoli, il numero 59, ed esce il numero, vediamo un attimo, Bruno, c'è alle tue spalle tu. Io sono Fabrizio, vedi se mi puoi aiutare tu. Norton Cuffi, che io non so chi sia, vabbè. E quindi esterno per esterno, poi fondamentalmente. Non so cosa sia successo a Pinamonti, ecco, se conoscete il giallo dell'assenza di Pinamonti, insomma, l'uomo squadra del Genoa, Pinamonti, quindi c'è qualcosa, o si è infortunato nel riscaldamento o ha fatto a cazzotti con ufficialmente non c'è ancora nessuna francese. Comunicazione, credo che ovviamente dopo la partita spiegheranno. Una cosa è certa, giustamente diceva Bruno, dipende come si mette la partita, però certo. è anche vero che, appunto, dicendo che abbiamo gli attaccanti contatti dopo l'infortunio di Coman, io andrei cauto e quindi giustamente, insomma, aspettiamo. Certo, fare un ricambio a 2 minuti alla fine non ha senso, se non per le statistiche, per mettere un gettone di presenza in più, ma obiettivamente non possiamo sperare che Pavoletti ogni volta che entra e fa un minuto segni, che sarebbe davvero, allora sarebbe ai livelli di pallone d'oro, ecco. No, vabbè, ma il mio Pavoletti dentro c'era un ragionamento logico. Sì. È chiaro. Non era per il gol in sé, che è uno che ti può tenere sulla palla, uno che può fare a cazzotti, tra virgolette, ti può tenere su, può fare del scompiglio nell'aria, ti tiene palla su, ti fa salire, prende punizioni, fa anche dei falli, quindi fa abbassare la squadra. Il senso è quello, non che entra dentro però e non può giocare da carità. solo. Il problema è Pavoletti con uno vicino, perché lui ovviamente non è un contropiedista. 1-1, gol del Genoa, 1-1. Ecco qua. No. 1-1 ha segnato il Genoa con vediamo un po', Cornet. contropiede Cornet, esattamente. Quello che è entrato 1-1. Sì. No, non è entrato lui. No, non è entrato lui, era già entrato con però numero da 60. esterno, soliti difetti strutturali di questa squadra. Da esterno a esterno. Vabbè ragazzi, Andiamo a chiudere. Bruno, diamo l'appuntamento con Rossoblu 100. Ricordiamo brevemente, molto velocemente, gli invitati e in chiusura. Sì. Matteo Bordiga, Riccardo Dessì, Alessio Nino, Mario Friargiu, mi ha chiamato la moglie di Lele Paolino, proprio 20 minuti fa durante la partita. Loro vivono con questa zia anziana e stava accompagnando questa zia al pronto soccorso, quindi mi ha detto la moglie che spera che tutto si risolva in tempi brevi, però conoscendo il pronto soccorso degli ospedali, credo che magari spero di no per lui, soprattutto per la zia, che possa essere con noi almeno in una parte di questa nostra tradizione. Comunque 22:30, 22:35, 22:40. Esatto. Speriamo di commentare un risultato diverso da quello che purtroppo avete visto voi, perché io non l'ho visto perché ce l'ho di spalle. Va bene, grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao Fabrizio, ciao Fede, ciao Bruno, dopo, ciao a tutti, grazie, ciao.